Ciao a tutti da Piero86, eccoci di nuovo qua con un nuovo appuntamento con la campagna molto difficile col clan Nojo. Auguro a tutti una buona visione e iniziamo. Ok, vabbè, adesso qui era appena mia comunque lo stesso. Non ho capito perché così sono così in rivolte. Ok, qui intanto vediamo cosa sta succedendo, adesso se lo stanno prendendo con gli altri miei vassalli. Speriamo tengano botta, e adesso devo fare tutta un'altra cosa. Però con questi posso dargli una mano, Qual era il ninja che poteva sabotare? Lui, tanto me lo porto qua. Allora, vediamo di riprendere qualche accordo commerciale. Yasai poco stile. Stiamo perdendo tempo. Ok. Poi prendiamo altri accordi commerciali. Abbiamo Ok. trovato una. Ci siamo un po' ripresi. Allora, qui dopo abbiamo 5 previsto, quindi 5 2 7, siamo arrivati a 14 noi. Noi ne abbiamo 3 per devastazione, adesso dobbiamo mettere a posto anche quello lì. Palle. Poi, qua mi tengono occupato il porto. Che palle. Io direi di cominciare un po' a liberarmi dalle truppe in eccesso che non hanno, cioè dagli Ashigaru che non hanno praticamente esperienza, che comunque non servono a nulla. In modo tale che comunque quello che rimane sia abbastanza, cioè forte. 3, 6, 7, adesso mettiamoci qua dentro il mio Mezzuke, che almeno mi tiene un po' buono l'accampamento. Ok. Qui direi che mi posso provare, tanto so adesso di felicità, 11. Ecco, adesso 1. Ok, comincia ad avvicinarti qui tu. Questo è il mio ninja più cazzuto che direi che me lo posso portare su. Qui cosa abbiamo? Oh, questa, l'arma d'assedio me la tolgo perché almeno mi fa... cioè che mi prende solo mantenimento per nulla. Allora, qui adesso mi comincio a fare... ah no, faccio un cacchio, c'ho Giozoldi. Allora, qua per sto turno c'ho più 2. Qui volendo posso mettermi il Mezzuke qua che mi tiene buono un po' la gente, diciamo. Ok. Qui veniamo qua per tenere buoni un po' gli eserciti, così faccio esperienza anche con diciamo i miei ninja. Ok, ma direi che posso passare, vedere un po' qui come siamo messi. Questo non è che mi serva molto, faccio questo qua, che almeno mi dà più 2 di cibo, più 20% di introiti, che adesso l'economia mi servirà molto. Come siamo messi ai generali, tutti hanno il loro compito? No, è il chap. Allora tu mi fai il tesoriere, ce l'ho già? No, allora fammelo tu. Perfetto. Ok, buono, direi che posso passare. Accordo commerciale sospeso con gli Tsutsui qua, sti bagagli. Va bene, me ne farò una ragione. Allora, qui come siamo messi? Adesso abbiamo un più 12. Mi metto a posto anche questa struttura. Ok.
C'è qualche Mezzuka in giro che posso anche reclutare, non lo so. E tu comunque torna qui in zona che mi servi qua. Ok. Allora. Qui adesso ovviamente questi mi vengono ad attaccare. Che non capisco perché le province appena catturate non vengano, diciamo, prese sotto assedio, cioè i ribelli non vengano fuori, come succede di solito. Ecco. Per sabotare questo esercito ci vuole parecchio, eh. Però costa 1000 per sabotare un esercito così, preferisco che mi venga qui ad attaccare, dai. Qui intanto togliamoci il doge di spada, che mi faccio quello degli arcieri, che mi servono un po' di arcieri un po' più pompati. E qui mi comincio a fare un po' di cavalleria, dove era quella che avevo, ecco qua, esercito, cioè reclutamento, scusate, e comincio a fare un paio di cavallerie con katana, che mi servono parecchio. Questo arciere me lo porto qua. Tu vieni qua. Qui come siamo messi? Più 19 voglio. Vieni qua anche tu. Ok, adesso che racimolo un pochettino le idee. Sto turno ho speso un pochettino. Però forse è meglio fare una cavalleria, cominciare a fare un po' di navi, perché essendo senza flotte rimango molto sguarnito. Per cui ne facciamo una alla volta di cavalleria. E mi servono. Ok, andiamo un po', cominciamo a fare le bume. Bume medie. La barchettina del cacchio con le bombe. Ok. Praticamente per questo turno sono già a posto. Qui c'è qualcosa che posso mandare via. Che tanto sono pieno di Ashigaru. 1, 2, 3, 4, 5, ne ho 6. 4 basta in avanza. Mi tolgo questo che ha 2 di esperienza. E uno di questi qui che ne ha 3. Via. Ok. E sono tutte truppe che tanto non si utilizzano tanto. Ok. Qui c'è un sacco di mezzuche. Io li... Come si è messo? Che abbiamo un più 4. Uno sicuramente me lo porto via. Che me lo porto qua su. Non so, per uccidere un po' di gente. Qui c'ho il Mezzuka di livello 2. Io avevo un Mezzuka che era cazzuto, dove è andato a finire? Non so, massimo livello 3. Oh boh. C'ho qualche ninja, posso farmi un altro ninja? Prima che questi qui mi vengano ad attaccare la città? Direi di no, va bene. Buono, direi che posso salvare. Posso passare. Ok, mi hanno assediato un castello, pace. Ecco, ovviamente incendio a Sagami, che sarebbe dove? Qui, così. Per simpatia. Allora, vediamo un po'. Nave costruita, la nave nera, non me ne frega niente. Oh, qui direi che adesso mi posso togliere. E venire qua. Adesso qui mi devo portare un secondo esercito di rinforzo, perché sinceramente è dura tenere a bada tutto. Vieni qua. Ok, facciamone uno abbastanza fortino. Qui c'ho 1, 2, 3, 4, 5 katane. No, 2 arcieri, questi qui sono troppi. Via. Ci aggiungo 2 katane e il resto poi diventeranno cavalleria quando arriveranno. Tu vieni qua. E tu vieni, comincia a venire qua, avvicinati che mi serve una mano. Il mio ninja. Questo intanto lo tengo qui che mi può servire.
Quindi andiamo avanti a reclutare le bume. Ne faccio un'altra di quelle invece con arco. Ok. C'è qualche struttura principale che posso portare su per potenziare un po' la città? Direi questo. Così mi aumenta un po' la crescita. Se no evito, dai, è meglio che evito. Cerchiamo di svilupparci un po' militarmente. Qui facciamoci il dojo per gli arcieri. 2 turni sarà pronto. Qui lasciamo stare. Qui adesso mi prenderanno la città, ovviamente. Posso assassinare un generale. Sì, anche se le percentuali fanno un po' cagare, ma proviamo. Se ce la faccio mi danno esperienza. Bersaglio giustiziato e vai. Fuori dalle palle un generale. Proviamo a seccargliene un altro a sto punto. Proviamo questo. Questo è anche fortino. Però costa tanto. Non mi va di spendere tutti quei soldi. Sono tirchio io. Intanto potrei reclutarmi 2 di questi. Ne recluto uno di questi e posso cominciare a reclutarmi un monaco. Però non mi va di spendere e buttare via soldi. Ok. Direi che posso passare. Adesso comincia a svilupparti. Ok, direi che posso passare. La cavalleria. Ok, cominciano ad arrivare le cavallerie con katana. Esercito annientato, ho perso una provincia, ma va bene. Intanto vieni qua. Se no vieni direttamente qui dove adesso me la porto. E devo un po' ottimizzare gli eserciti perché sono c'è pochi samurai, molti shigaru, gli altri vanno sempre con eserciti cazzuti ultra. Ok, vieni qua. Metti a fare un'altra cavalleria con katana che mi servono. Benissimo. Ok. Allora, adesso qui faccio... Cioè, prima che si uniscano gli eserciti faccio subito una battaglia. Come siete messi qua? Tutti Shigaru, dovrei fargli un discreto culo. In teoria. Aspetto che mi attacchino. Allora. Io vado avanti tanto a farmi navi prima. Questo è importante che mi porto avanti l'esercito perché... Qui come si è messi? Abbiamo 3 navette. Sono forte loro. Andiamo avanti a far cobaie qui e via. Ok. Direi che posso salvare e andare avanti. Ok, mi attaccano. Yasai. Proprio nella fortezza quella più grande, sono messo abbastanza bene. Ok, per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, votate e commentate, se vi è piaciuto un bel pollice in su non guasta mai. Grazie dell'attenzione e alla prossima, ciao a tutti!